Margherita Panziera nelle qualificazioni è approdata al nuovo primato personale 1:02.85, primato che rappresenta anche la miglior prestazione della manifestazione, quindi il record della manifestazione. Panziera che ha vinto il titolo ai categoria estivi in vasca lunga nell'estate scorsa nella distanza doppia dei 200 d'orso, subito va al comando in queste prime due vasche di gara. Panziera ai 50, 30,91, Agnese Donato in seconda posizione 32,05, Deborah Stangerlin 32,21 in terza posizione. Una gara contro il cronometro per Margherita Panziera che cerca un ulteriore miglioramento, già grandissimo per lei nei turni di qualificazione, miglioramento che la porterebbe ancora al primato della manifestazione. Incolmabile il vantaggio di Margherita Panziera che va alla vittoria 1:02.70 e riesce a migliorare ancora una volta se stessa, l'atleta targata Veneto Banca Montebelluna, e non si tengono più questi